Martedì 9 giugno, San Primo, è il 161esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 205 al termine. Il sole sorge alle 5:22 e tramonta alle 20:58. La luna sorge a mezzanotte e tramonta alle 8:42. Al sentore delle prime sconfitte durante la guerra di Cambrai si provvede a porre l'intera città in stato di guerra. In ogni sestiere vengono eletti 3 nobili e 3 popolani che devono provvedere al vettovagliamento, alla difesa e alla vigilanza contro eventuali spie. Le previsioni per domani. Tempo variabile, a tratti instabile, specie tra la notte ed il primo mattino e nelle ore pomeridiane. Cielo nuvoloso e a tratti molto nuvoloso. Precipitazioni, probabilità alta soprattutto fino al primo mattino e nel pomeriggio di precipitazioni locali o sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale. Temperature senza notevoli variazioni o in locale ulteriore lieve calo. La storia riportata ai giorni nostri, la tradizione che diventa realtà in un racconto che si snoda tra il mistero e la simbologia, nell'intreccio di una storia d'amore d'altri tempi per la conquista della bella Leonora. Una storia a metà tra favola e sogno che prende magicamente vita attraverso l'interpretazione di più di 500 figuranti, in uno spettacolo che si gioca proprio sulla piazza antistante il castello. La storia risale al 1454, quando Marostica era una delle fedelissime della Repubblica Veneta. In quegli anni 2 nobili guerrieri, Rinaldo d'Angarano e Vieri da Vallonara, si innamorarono della stessa splendida fanciulla, la figlia del castellano di Marostica, Leonora, e per averla in sposa si sfidarono a duello. Ma il castellano, che non voleva inimicarsi né perdere nessuno dei 2 signori, proibì lo scontro rifacendosi anche ad un editto di Can Grande della Scala e decise così che la contesa venisse risolta con una partita a scacchi. Ebbe così inizio nella seconda domenica di settembre di quel lontano 1454 la partita al Nobel Zogo degli scacchi, a vederla quale concorsero in gran numero cavalieri e ambascerie di ogni luogo. La partita, rappresentata la prima volta nel 1923, fu riproposta dal 1954, anno in cui fu lastricata la piazza così come oggi la conosciamo. Da allora, ogni 2 anni nel secondo fine settimana di settembre, Marostica rivive questa sfida in cui tutto si ripete come la prima volta. Costumi fastosi, corteggi pittorici, gonfaloni multicolori e costumi di squisita eleganza. Ed ecco gli arcieri, alzabandieri, fanti, schiavoni e cavalieri, il castellano, Leonora trepidante perché segretamente innamorata di uno dei 2 contendenti, la fedele nutrice, dame, gentiluomini, paggi e damigelle. E tutti i magici personaggi della scacchiera che prendono vita mentre i 2 contendenti ordinano le mosse. Nella loggia superiore del castello inferiore sono tuttora esposti all'ammirazione del visitatore i finissimi ed eleganti costumi dell'epoca indossati dai figuranti durante la partita.